Io adesso passerei alla presentazione degli 11 eventi, anche perché la conferenza stampa a questo deve servire, e chiamo Caterina Pastura e Salvo Trimarchi. Non so se Salvo vuole, perché lui che cura questa iniziativa, cedo le 2 poltrone e i 2 rispettivi microfoni. Io vi chiedo ovviamente di restare collegati, così seguiamo la spiegazione degli 11 eventi. A voi. Grazie. Credo che uno dei 2 non funzioni, però. Si doveva solo alzare il volume. Ah, va bene. Ma comunque credo che ci sentiamo ugualmente. Prego. Ma quando Davide mi ha proposto di collaborare con lui a questa iniziativa, dovete sapere intanto che c'è una cosa che a me fa piacere dire: la mia prima lingua in realtà è stata il siciliano, perché insomma i miei genitori erano praticamente, insomma, mio padre faceva il ferroviere, mia madre la casalinga. La mia prima lingua è stata proprio il siciliano, per cui immaginate che quando Davide mi ha proposto questa iniziativa, insomma, di partecipare a questo gruppo, a questo lavoro, insomma, a questa iniziativa, insomma, io ero estremamente felice, per cui insomma io credo che sia molto importante. Io tra l'altro in certe situazioni continuo a parlare in siciliano pure con i milanesi, per cui io ho una libreria, insomma, in cui che è Feltrinelli, per cui tristemente per me ho molto a che fare con i milanesi, che sono poco inclini, diciamo, all'ironia, per cui essendo poco inclini all'ironia, insomma, non sempre gradiscono che ogni tanto intercalando faccia delle battute in siciliano, però insomma a me non è che importi tanto, insomma. Credo che sia anche un modo simpatico, diciamo, per recuperare la nostra identità. Non si capisce per quale motivo ci debba essere, come dire, quasi una dittatura nordica sulle identità, per cui insomma, oppure che ne so, insomma, è normale che si parli il romanesco in battute e magari insomma, uno non possa e non si passa appunto come simil mafiosi perché lo parli, insomma, invece quando fai delle battute in siciliano storcono tutti un pochettino, storcono il naso, insomma, non è importante, per cui insomma sono molto contento, insomma sono molto contento tra l'altro di poter realizzare questa iniziativa con Biagio Guerrera, che è uno studioso della lingua siciliana, e con Katia, insomma, che ha una casa editrice che non solo sulla lingua siciliana ma sulla cultura del Mediterraneo ha cercato di sviluppare un lavoro veramente interessante e di grandissimo livello, per cui insomma diciamo, è una cosa è una cosa molto bella quella che ha fatto questo lavoro che sta facendo Davide, soprattutto per il fatto che ha realizzato qualcosa alla quale io ho sempre tenuto, ed è quella di mettere insieme delle sinergie, cioè invece di curare ognuno il proprio orticello, lui è andato a chiedere in giro alle persone, diciamo, di buona volontà, chi avesse voglia di farlo, e insieme si è creato senza voler mettere alcun cappello, ma semplicemente la propria esperienza, la propria disponibilità e la propria generosità, insomma, e questo io credo che sia una cosa che andrebbe sviluppata molto di più, cioè l'idea che si debba lavorare in sinergia fra le persone che hanno voglia di creare cultura, di creare, in questo caso, di linguaggio o altro tipo di iniziative, insomma, perché da soli è molto più difficile, non si va da nessuna parte. Insieme secondo me si può creare qualche cosa di veramente molto molto più importante. Niente, io lascio la parola a Katia, che introdurrà l'iniziativa e vi parlerà di Casamonno, che è il libro che noi presenteremo assieme a lei a Biagio Guerrera. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie a chi è qui e a chi è lontano.
Devo dire che gli spunti che sono venuti fuori già da questa conferenza stampa, purtroppo io non ho potuto assistere all'incontro del 26 settembre perché non ero qui, e diciamo che le sollecitazioni sono talmente tante per cui non si tratta solo di, come dire, di stare dentro l'ambito di quello che ognuno di noi in questi 11 incontri farà, ma di stare dentro quello che solamente un paradigma complesso ci può consentire di affrontare. Vi spiego subito. Qualcuno diceva che la lingua è la casa dell'essere e le case però vivono se le si abita e se dalle case si impara ad entrare e uscire, e soprattutto se in queste case ci sono ospiti, c'è qualcuno che passa e qualcuno che sta. Le lingue sono così. Questa esperienza personalmente la vivo dentro quella di una casa editrice che si chiama Mesogea, che si occupa di letteratura e culture dell'area del Mediterraneo e che ha una singolarità, quella che ci ha portato dentro questa manifestazione. Noi pubblichiamo testi di poesia secondo un criterio molto semplice: o devono essere poeti che scrivono in altre lingue e che noi traduciamo, o sono poeti. E quando dico poeti, dico poeta nel senso maschile e femminile del termine. Io non uso l'espressione poetessa, per me esiste il poeta e la poeta, quindi poeti e poete, che scrivono in siciliano e che si autotraducono o che vengono tradotti. Questo è il canone, se un canone c'è, per cui la traduzione è il cuore della possibilità della relazione, nella vita privata come nella vita pubblica. Proprio in questi giorni, per le tragedie dei femminicidi che non si arrestano, credo che abbiamo tutti quanti un po' più del solito, stiamo sentendo parlare, a volte anche a sproposito, di relazioni. Le relazioni hanno a che fare con le lingue, moltissimo, proprio perché, come dicevamo, la lingua è la casa dell'essere. Ognuno di noi potrebbe dire di avere una lingua madre. Io dico che se ne hanno più di una di madri quando si parla. Con il siciliano abbiamo anche da tenere presente, e in questo ricordo a tutti l'importanza che ha avuto nella storia di questo paese e della storia linguistica di questo paese Tullio De Mauro. Il problema che abbiamo è che spesso quando parliamo della nostra lingua, delle lingue che parliamo, noi dimentichiamo un piccolo dettaglio, che c'è una lingua orale e c'è una lingua scritta. Quella che parliamo o che crediamo di parlare nella vita quotidiana, quella che in un certo senso usiamo, forse è l'espressione più giusta, è un linguaggio dell'oralità di cui forse come forma espressiva ancora più che del linguaggio scritto abbiamo dimenticato quasi tutto, oppure scontiamo una grossissima ignoranza. Perché dico questo? Perché è sparito quell'universo per cui la vita delle persone, la storia dei luoghi passava spesso attraverso la bocca di chi avevamo vicino e di chi quelle esperienze aveva vissuto, i nonni, le persone più anziane, i vicini di casa e così via, e questa oralità ha determinato delle forme culturali straordinarie, delle forme espressive straordinarie. Sono quelle che andiamo perdendo, vale per noi come vale per le popolazioni berbere del Maghreb. Il Marocco, la Tunisia, l'Algeria hanno lo stesso problema che abbiamo noi. Si parla una lingua ufficiale, poi ce n'è un'altra che è stata, tra virgolette, dismessa, spesso cancellata dai processi coloniali che quelle terre hanno subito, e poi c'è la lingua televisiva che diventa la lingua di tutti. Perché parlo di un paradigma complesso? Perché parlo di questo, cioè non possiamo trasferire, perché questo sarebbe un rischio e un pericolo gravissimo, non possiamo trasferire sulla lingua l'ossessione identitaria e quell'orrore che oggi continua ad emergere sempre di più e poi porta alle guerre, che è la sindrome della piccola patria. Qui non si difende, quando si difende una lingua non va difesa un fortino etnico, non va difeso un territorio che ha bisogno di muri, va difeso il... Lo so. No, lo preciso perché... sì. Lo preciso perché abbiamo a che fare con la regione siciliana. Posso essere... Ecco, posso essere spietata. Devo dire che ho
mi fanno specie, per usare un eufemismo, assessorati che si richiamano all'identità mentre non si preoccupano dell'educazione. L'identità è una cosa molto seria, soprattutto se è plurale. E quindi, no, mi fermo. Per questo stavo arrivando lì, per questo parleremo di Casa Munnu, perché casa è una parola che conosciamo in tutte e due le lingue, Munnu è mondo detto in italiano. Biagio Guerrera è catanese, scrive in siciliano, scrive in catanese, anche su questa varietà, perché il siciliano è anche i siciliani, e quindi abbiamo sempre a che fare con una singolarità e con una pluralità, e in questo lui richiama un altro poeta straordinario antillano, che è Patrick Chamoiseau, che invece parla di una casamondo, di una cultura che deve esprimersi, che può continuare ad esprimersi solo se ritrova nella mondialità la sua specificità. Nel dettaglio di Casa Munnu e delle sue poesie parleremo il 27, però è per quello che partivo dal mio sproloquio di partenza iniziale, perché sono molto preoccupata delle enclave invece che delle aperture. Grazie. In sintonia. Io vi ringrazio e Ettore, se passi alla locandina successiva.